Bentrovati amici, oggi parleremo di chi ha perso tutti, non tutto, possiamo pensare a delle cose, invece tutti ci fa già immaginare che stiamo parlando di affetti importanti, ma non la fede. Quindi c'è un modo diverso di guardare all'assenza di persone che abbiamo amato immensamente nella nostra vita. Don Bucolo, bentrovato, cosa vogliamo dire con ho perso tutti, ma non la fede? Allora, il titolo, già ad ascoltarlo, sa dell'irreale, del paradossale, dell'assurdo, perché quando una persona si trova a vivere nella sua vita, a sperimentare concretamente la perdita di affetti cari, è chiaro che l'elemento fede viene messo un po' da parte, un po' perché dice ho perso tutto, ma dov'è Dio? E la cosa straordinaria è che questa storia, questo irreale, lo troviamo anche nella Bibbia. C'è un libro, il libro di Giobbe, è un racconto di un uomo che è il più giusto sulla terra, il più timorato di Dio, quindi un uomo veramente eccellente, religiosissimo, moralmente grandioso, solo che a un certo punto nella sua vita si trova a sperimentare disgrazia dopo disgrazia. Perde tutto, perde i suoi averi, perde tutta la sua famiglia, i suoi figli, ben 10 figli, e alla fine gli viene una malattia. Quindi questa situazione la troviamo anche nella Sacra Scrittura. Possiamo dire una persona, se volessimo usare un termine, tra le più sfortunate di tutte, era una persona gioiosa che amava Dio, che ringraziava Dio per la sua splendida vita, e invece la Bibbia ci porta come esempio Giobbe. Nel gergo comune diciamo ci vuole la pazienza di Giobbe. Esatto. Ma cosa vuole dirci il racconto biblico presentandoci questo personaggio? Perché la Bibbia ci presenta la realtà. In fondo, sì, la storia di Giobbe è un racconto, ma in realtà tantissima gente si trova nella storia di Giobbe, quindi questo irreale diventa reale, questo paradossale diventa esperienza. E la cosa strana è che Giobbe, dopo un lungo cammino, perché il libro è di ben 42 capitoli, alla fine usa una frase che per me diventa emblematica. Prima ti conosceva per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno visto. Cioè, a quanto pare quella sofferenza che nessuno di noi augurerebbe e che nessuno di noi può dire l'ha voluta Dio, perché oggi con grande facilità si può dire sì, l'ha voluta il Signore, ma il Signore non può volere sofferenza. Di fatto lui nella sua sofferenza a un certo punto è arrivato a questa intuizione: ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno visto. Sì, il racconto si chiude proprio così, con Giobbe che poi ringrazia comunque il Signore, è il Signore che si compiace di Giobbe. Ma tutto questo noi lo rappresentiamo non in maniera così figurativa, lo rappresentiamo proprio con la storia dell'ospite che abbiamo invitato, che si chiama Maria. Esatto. Ben trovata Maria. Cosa è accaduto nella sua vita che la riconduce un po' alla storia di Giobbe? Simile alla storia di Giobbe. Io mi sono sposata a 18 anni, ho avuto 2 belle bambine. È subentrata dopo 10 anni di matrimonio la malattia di mio marito Mimmo, da lì è durata 13 anni, dopodiché dopo 13 anni di malattia, diciamo di calvario, però fatta sempre con amore, ci scherzavamo sopra, anche lui, perché c'era un amore veramente forte anche con Dio nel mezzo, perché non ho perso mai la fede, non ho perso mai, diciamo, la disperazione di pensare che lui esiste, perché io sin da piccola andavo in chiesa e per me mi dovevo fare suora. Quindi avete affrontato questa malattia, sì, lei e suo marito, sì, con la fede nel cuore, sì, quindi sì, malgrado sì, immagino le sofferenze che via via si aggravavano, perché stiamo parlando di una malattia durata 13 anni che poi si è conclusa con la morte di questo suo grande amore. Fino all'ultimo respiro sono stata vicino a Mimmo, poi il Signore se l'ha portato, perché così magari dal cielo ha fatto grandi miracoli, nel senso che mi guidava, perché lì per lì ho perso proprio tutto,
ho crollato. Certo, il capo una famiglia, lei era giovanissima, se si è certo, sposata a 18 42 anni. anni quando lui se n'è andato via. Lui 42, lei... No, lui 47, io a 42 anni sono stata vedova e dovevo crescere questi figli. All'inizio il crollo c'era, sarebbe umano, no? Avere questo. Dopodiché mi sono fatta fra me stessa di dire: Maria, alzati e cammina. E quindi sono andata avanti con queste figlie. Dopo 4 anni dalla morte di Mimmo, quando proprio si stava un po' riprendendo da questo lutto gravissimo, ecco, è subentrata di nuovo questa malattia sulle figlie, perché all'inizio era una cosa, mi chiamavano sporadica, ma quando io ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho fatto un DNA alle figlie. Ha fatto un esame. E da lì è subentrata questa. Ha scoperto che le figlie entrambe Tutte avevano e due la stessa malattia del papà, padre, quindi... che avevano perso proprio per questa malattia. Sì, sì. Lascio immaginare il mio crollo. Il crollo. Lì veramente me la sono presa con tutto e con tutti, però sempre c'era qualcosa dentro il mio cuore che chiamava la fede, no? E dicevo: Signore, non mi abbandonare, perché dammi tu la forza di affrontare questa certo. situazione. E dopo 12 anni e mezzo dalla scoperta della malattia, la prima figlia, la Rosaria, se n'è andata a 39 anni. Dopo 5 anni dalla morte di Rosaria se n'è andata pure l'altra figlia, la Loredana, che sono 11 mesi quasi, che non c'è più. Quindi neanche un anno, e lei ha perso anche l'unica figlia che le era rimasta. Sì, sì, era il mio tutto, perché davo tutto a Loredana, nel senso tutto l'affetto di Rosaria, tutto l'affetto, era lei la mia cocca. Però è andata pure lei, ma da un punto di vista, da come soffrivano, da come poverini non erano ragazzi, dico bambini perché io li chiamavo i miei bambini, erano dolci. All'inizio no, perché facevano: io il segno della croce non me ne faccio, però piano piano faceva: sarà il Signore a portarvi al punto di far ricredere che Lui esiste. Quindi nonostante questa malattia, questa sofferenza in famiglia grandissima, quindi anche le sue figlie hanno poi condiviso la sua stessa fede e hanno affrontato la malattia con la stessa fede. Sì, loro fino al punto di morte ho avuto una certezza che la Rosaria se n'era andata per 3 volte in agonia, ma la prima volta che io pregavo facevo: Signore, nelle tue mani la consegno, in quelle dell'uomo no. Rosy si sveglia e mi dice le stesse parole, come dicevo io: la devi tenere fra le tue braccia. E lei mi ha detto: Gesù mi ha detto, mi tiene fra le tue braccia. Quindi io ho avuto una testimonianza vivente che mai e poi mai mi possa staccare da Dio e dalla Vergine Santa. La Loredana invece, mentre c'era padre Bucolo e padre Giorgi, hanno fatto l'unzione con l'olio sacro, e Loredana, con gli occhi chiusi che già era in agonia, dice: è venuto il Padre, qui c'è il Padre. Come dire, era in contatto con Dio. Vedeva sua sorella, la chiamava, mi diceva che era bellissima, perché lei aveva un dono che non tutti possiamo avere. Lei comunicava, nel senso che vedeva le persone che non ci sono più su questo mondo. Cosa dire? Allontanarmi dalla fede? Mai. Lei in un certo senso attraverso l'esperienza delle sue figlie ha, come dire, toccato con mano che esiste un al di là, che esiste Dio, che non vi ha mai abbandonato anche nella sofferenza, anche nella malattia e soprattutto nella morte. Sì, quindi ne sono certa, perché tutto quello che chiedevo, nel senso che facevo sempre, il mio problema era quello: se lasciassi le figlie, la mia chiamata sarebbe stata prima delle mie figlie. E allora facevo: Signore, non lo puoi permettere questo, io li devo servire e sono contenta che te li porti tu prima della mia chiamata. E così è stato. Maria, lei quindi non si sente sola, anche se ha perso tutti i suoi affetti? Sono
diciamo fisicamente Fisicamente sono lei è sola, sola. però con una certezza, lui mi ama, perché mi fa stare così tranquilla. Ci sono momenti che tu piangi, è normale, però che poi mi dà una serenità, una forza ancora di più di dire: Signore, io ti amo. Questo dico sempre, nelle tue mani metto le mie, questa è la mia preghiera. Don Bucolo, un'esperienza molto forte quella di Maria, un dolore grande, potrebbe subentrare in chi perde degli affetti così importanti, il senso di solitudine, di abbandono, invece subentra questa forma di serenità che si comprende che non può essere umana. Esatto. Perché non ne parliamo qui, ma anch'io ho avuto delle esperienze non personali, ma di amiche che hanno perso affetti importanti, che raccontano, ma anche qui abbiamo avuto l'esperienza della mamma che aveva perso il figlio. Ecco, sono tutte donne che raccontano di questa pace interiore che subentra e che loro attribuiscono a un intervento divino, perché loro per primi percepiscono che non c'è nulla di umano, che loro non ne sarebbero capaci. Esatto. Infatti in questo momento Maria rappresenta per noi quel Giobbe di cui io parlavo all'inizio, no? Perché magari leggere la Bibbia può sembrare un libro strano, dei racconti, qualcosa di irreale, quando in realtà qui abbiamo Giobbe. Abbiamo una donna che sicuramente è martoriata dal dolore. Io personalmente tutte le volte che andava a trovare sia Rosy che Lori, le due figlie, io andavo per ricevere, perché uno pensa sì, il sacerdote va a consolare, a dare una parola. In realtà ero spettatore dell'opera di Dio, non dovevo andare per dire parole, per quanto ok, qualche parola è sempre importante, ma andavo lì per ascoltare e contemplare l'opera di Dio nella loro vita. In questo non posso non raccontare un momento particolare che Maria si ricorda molto bene. Eravamo proprio alla vigilia dell'Epifania. A un certo punto, non so, nella testa mi balenò questo pensiero, no? Perché per me quella casa era diventata un santuario, un vero e proprio santuario, un tempio, una chiesa. Al che ho detto Maria, ma se celebrassi messa a casa tua? Lei, Maria, ha detto, e perché no? E allora abbiamo preparato l'altare proprio accanto al letto di Rosy. A quel tempo era Rosy che stava male, Loredana stava bene, si vedeva che i giorni di Rosy erano contati, quindi abbiamo preparato un piccolo altare accanto al letto di Rosy. Non posso dimenticare, in quel tempo Rosy era molto irrequieta, non stava un attimo ferma perché la malattia, il dolore. Ecco, quel giorno, incredibilmente, prima ma soprattutto durante la messa, era quieta, era serena. In quel momento una cosa stranissima, io avevo l'altare, avevo quel tavolino, c'era Gesù, c'era l'Eucaristia, c'era il corpo di Cristo, e guardando quel letto vedevo il corpo di Cristo che era Rosy. In quel momento stranamente ho visto come è possibile vivere questa sofferenza non solo perché abbiamo una visione di fede, non solo perché siamo forti, ma perché si sperimenta come Cristo ha sposato totalmente la sofferenza di Rosy, di Maria, di Lori e di tutto. Cioè sperimentare come Cristo è lì vivo e presente è quello che dà la forza a tal punto che Maria a un certo punto, fra le frasi che ha detto, sì, ho il dolore, ma Dio mi ama. Il dolore non ha messo in dubbio, anzi ha rafforzato la percezione, l'esperienza che Dio mi ama veramente, che Dio ci tiene alla mia storia, sebbene sa tutto dell'assurdo. Ma, concludo con questa piccola frase, la fede in fondo è la porta dei paradossi. Ma io immagino anche che deve fare effetto anche a un sacerdote, come dire, trovarsi di fronte a una persona che sta malissimo, che sa che sta per morire o comunque morirà perché la sua malattia è una di quelle malattie che porteranno a quella conclusione, e trovare in quella persona una forte fede.
Questa credo che sia una delle testimonianze più forti, perché la mamma si può pensare, vabbè, si fa forza dicendo il Signore è con me, ma quando è una persona che sta proprio malissimo, che dice questo, allora lì veramente si rimane così, senza parole. E anche un sacerdote, immagino, rimane senza parole, e appunto le parole di Don Bucco lo sono, io ho visto la presenza di Dio, ho visto l'opera di Dio in quel momento a casa di Maria. Di Maria, esatto, anche perché questo è importante, il sacerdote non è colui che fa, sì, facciamo tante cose, evangelizziamo, cerchiamo di portare la parola di Dio lì dove mai non arriva, ma il sacerdote è colui che principalmente contempla l'opera di Dio. Ecco perché in questa trasmissione, ospite dopo ospite, testimonianza dopo testimonianza, non faccio nient'altro che contemplare l'opera di Dio che si manifesta concretamente in volti, in storie, in persone, in un cuore di una madre che sperimenta la grandezza dell'amore di Dio. E questo è straordinario, questo è un dono grande per me, sacerdote. Grazie, ci fermiamo solo per qualche istante, c'è un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con noi, ci vediamo tra pochissimo. Ecco, ci stiamo ascoltando la storia di Maria, che ci sta raccontando la sua esperienza di aver perso tutti gli affetti più cari, il marito e le sue 2 uniche figlie. Maria, immagino anche, abbiamo detto che il marito è morto per una gravissima malattia che poi purtroppo hanno avuto anche le tue 2 figlie. Sì. Ecco, se ne sono andate l'una a distanza di poco tempo dall'altra, ma la mia richiesta e la mia domanda è anche questa: queste ragazze, non solo il marito, ma anche voi in famiglia avete vissuto tutta questa esperienza così dolorosa di malattia e di dolore con la fede, e ce ne vuole veramente tanta. Stavo facendo questa riflessione quando l'ultima tua figlia, sapendo che il papà era già morto con quella stessa malattia di cui soffriva, la sorella pure, eppure ha avuto la capacità di darle parole di conforto, di affetto, di fede, di dire io credo in Dio, io mi sento in questo momento accompagnata dal Signore, cioè io vado via ma in pace. È una testimonianza fortissima, non solo quella di Maria ma anche delle sue figlie. Sì, è vero, ma non solo con Dio, anche con la Vergine Maria, perché io ho avuto modo, mi affido diciamo, all'Immacolata Concezione, perché la Loredana, la figlia che è andata via da 11 mesi, ha avuto tanti problemi, la trombosi mortale, e io pregavo, era il 7 di dicembre di 2 anni fa, e facevo: Vergine Santa, se tu mi prometti che lasci questa figlia, nel senso perché aveva febbre alta e tutto, non c'era più la Loredana. E invece la Vergine Santa che cosa ha fatto? L'8 di dicembre Loredana non ha più febbre, però giustamente i conseguenze ci sono gravissimi. Però piano piano poi ne è uscita, perché lei dopo 3 mesi faceva il suo 40° compleanno, che lei ci teneva tantissimo a prepararsi la sua festa, il suo compleanno, il vestito e tutto. E da lì, piano piano, noi siamo andati avanti fino a che lei ha coronato questo sogno. E io dicevo sempre, la sera prima di andare a letto, io mi giravo tutte le immagini e le cose, dicevo: Madonna mia, Gesù mio, ascoltate, anche che voi ve la portate l'indomani, ma fate fare questo sogno nel cassetto a Loredana. E così è stato, però me l'hanno lasciata ancora per 1 anno, perché poi Loredana il suo compleanno, i 41 anni, li ha fatti al cimitero, perché è morta il 16 di novembre del 2023. Il 19 lei compiva i suoi 41 anni, è andata a festeggiarlo con suo papà, la sua sorellina, perché lei la chiamava la mia vita, quella è la mia sorellina, e io la amo tanto. Io a te ti amo, mamma, ma la mia sorellina è la mia sorellina. Quindi
quale miracolo più forte di quello che ha avuto lei, il suo desiderio? Per me già questo è stato tanto. Certo mi manca tantissimo, no? Come mi manca Rosy, però da un punto di vista ne sono anche contenta, perché lei ha avuto quello che lei desiderava. Quindi anche in questo percorso di malattia non sono mancate le piccole gioie, le piccole grazie, perché chiaramente... Esatto. Mi piace... Una mamma si auspica la guarigione, il Sì, miracolo, sì, senz'altro, ma il miracolo più senz'altro. grande è continuare ad avere la fede. Infatti in Maria io spesso vedevo, l'ha citato la Vergine Maria, forse il nome non è casuale, perché? Perché in fondo Maria col suo eccomi non ha fatto nient'altro che abbandonare suo figlio nel progetto di Dio. È una cosa strana che Maria faceva, perché è chiaro, una mamma di sua natura è legata ai figli, è legata alle figlie, ma non come possesso, ma come grande amore. Però lei con grande fede li ha abbandonato nelle mani del Signore. Più volte: Signore, sono tue, chiamali tu. E l'altra cosa che è strana, perché noi pensiamo che avere fede significa vivere la vita con tristezza, con mestizia. In realtà in quella casa c'era sempre gioia. Maria aveva un grande senso di ironia. Quando si avvicinava il tempo del carnevale, lì a Mister Bianco c'è un po' la tradizione carnevalesca delle maschere, dei trucchi, ecco, loro con tutti i problemi di malattia si vestivano in maschera e giocavano uno all'altro, perché avere fede non significa vivere la vita come alienazione. A volte si ha una visione di fede con le mani giunte, con la faccia triste, facciamo la tua volontà. No, questo elemento di gioia che comunicava, per cui io quando andavo da Maria l'ascoltavo, perché non ascoltavo lamenti, che forse sarebbe stata la cosa più opportuna e normale, che aveva tutto il diritto di dire io questo, quest'altro. Lei aveva un senso di gioia, di ironia e di sorridere. Lì ho capito come è importante vivere la sofferenza avendo attorno a sé questo elemento di gioia, questo elemento di autoironia. Io credo che l'autoironia è un principio di saggezza della vita. Non è affatto una cosa stupida, non è affatto una cosa idiota, è una cosa grande di vivere con distacco ma con grandezza certi momenti drammatici. E siccome non si parla di persone sciocche o stupide, ma di persone che stanno vivendo un dramma grandissimo, io immagino che questa gioia interiore non sia una questione di carattere. Esatto, perché era questa disponibilità di cuore, ed è chiaro quella gioia veniva dal Signore, no? Perché... E poi Maria ha raccontato di avere anche una grandissima fede nella Madonna e quindi compenetrarsi anche in questa figura di Maria, della Madonna, che ha assistito all'agonia di suo figlio, alla crocifissione, alla morte in croce, pur essendo non avendo alcuna colpa. Quindi la Madonna in questo caso è veramente scuola di vita da questo punto di vista, è scuola di fede. Esatto, perché chiaramente chi più di Maria, che avendo una donna, una madre come Maria, può dire chi più della Madonna può comprendere il mio dolore, perché ha vissuto lo stesso medesimo dramma. E questo ci mostra la grandiosità della fede, cioè ci fa vedere come la fede cristiana va a toccare quegli elementi umani, quei drammi umani che diversamente non avrebbero luce. Se lei ha luce è perché nella sua fede in Maria, in Gesù Cristo, ha visto elementi concreti della sua stessa storia. E fede significa anche fiducia, e quindi così come la Madonna ha avuto fiducia nel progetto di Dio pur non comprendendolo fino in fondo, soprattutto all'inizio, ecco, in questo caso la fede, la fiducia in Dio dice: c'è un progetto che io non comprendo, che non riuscirò mai a capire con la ragione, ma sicuramente c'è. Maria ha la certezza che le sue figlie e suo marito sono felici, sono insieme. Anzi, c'è forse quasi una nostalgia, perché dice: sono rimasta io qui su questa terra e loro sono lì, che stanno vivendo una... Io aspetto con gioia la mia morte, non Nel frattempo paura. Però si vive la vita per come il Signore Devo vuole. portare i fiori ai miei figli, quindi adesso li devo coltivare nel suo locolo, ma quando me ne andrò felice. Però ho avuto questa certezza, proprio nel momento in cui stavano per andare via, sono riuscita a dare alla mamma
delle parole di fede, di Esatto, fede e in questa Dio. è la maggiore questa consolazione. penso che sia una grande consolazione per Questa lei. è la forza che mi dà ancora di più la certezza di dire Dio esiste. Dio esiste e loro sono con Dio. Loro sono con, me l'ha Quindi, detto con non la è sua tutto bocca. finito su questa terra, non è tutto finito qua. No, completamente no. Sarebbe... manco ci penso su questo, perché io ho avuto tanti modi. Abbiamo dimenticato la foto che Rosy, quel bimbo che giocava con lei, i 2 anni che era vegetale, non parlava, ma mi diceva che c'era un bimbo che voleva giocare con lei, lei no. E dov'è questo bimbo? Lì. E allora io cercavo, avanti tesoro, vai dalla tua mamma, perché Rosy non vuole giocare. Ebbene, Rosy dopo 3 mesi dalla sua morte si affaccia in una foto che non c'era niente, questo bimbo, dietro le spalle di Rosy, per darmi una testimonianza. È vero, c'è questa foto incredibile in cui si vede Cioè, in una questo foto è apparso con un bimbo che non alle spalle di cui Rosy. lei parlava, e per cui Giuseppe Maria dice: ma da questo bambino non lo vedo, in realtà si vede, e lì si rimane senza parole. E lì siamo lì nel mistero della più presenza assoluto. di Dio. Quindi possiamo dire, questo bimbo cos'era? Un consola. angioletto? Il Signore? Non sappiamo. Qualcosa di Quindi una straordinario. foto, se ho capito bene, in cui la ragazza era... non Quella c'era foto- nessuno alle sue spalle, no, diciamo. c'era tutta la ceramica. E invece c'è questo bimbo che ancora è lì, quella E foto. sua figlia ne parlava quando era in agonia. Sì, Quindi sì. è come se lei avesse avuto questa, come dire, questa certezza che sua figlia non stava, ma che non No. era una... perché una può pensare, sono gli ultimi momenti di vita, sta delirando, vagheggiando, nel senso delirando, è un... Certo. E invece una diciamo che certezza. da lassù le hanno voluto dare una una certezza conferma, ancora di più. una conferma ulteriore. Ancora di più. Grazie Maria per essere stata qui con noi, Grazie grazie a per lei. aver condiviso questa storia, grazie a chi ci ha seguito fin qui, grazie Don Bucolo. Per quanti volessero rivedere questa puntata, potete farlo attraverso il canale YouTube Sicilia Play. Quindi cercateci lì, troverete questa puntata come tutte le altre che abbiamo realizzato fin qui. Grazie per l'attenzione, alla prossima.